Saranno completati entro il mese di aprile i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali che ospiteranno il nuovo Infopoint cittadino a Porta di Ponte. La struttura è stata consegnata al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi dal Comune di Agrigento, che ne è il possessore, a metà marzo scorso. I lavori sono stati realizzati dall'ente regionale in convenzione con il municipio di Agrigento, con l'utilizzo delle somme provenienti dai ticket d'ingresso alle aree archeologiche che per legge devono essere riconosciute ai comuni in cui queste ricadono. Gli interventi consentiranno così il recupero del bene in parte abbandonato da tempo, doteranno lo stesso di 2 servizi igienici e potranno restituire alla collettività una struttura che fornirà un servizio di infopoint turistico fino a fine anno attraverso la società Coop Culture, cui il parco ne ha affidato la gestione. Entro l'estate, comunica l'ente parco, saranno terminati i lavori di realizzazione dei nuovi bagni pubblici in piazzale Fratelli Rosselli, anche questi realizzati dal parco in convenzione con il comune di Agrigento.